Il secondo quarto di gioco con la Godighese con la palla. Sì, dicevo, secondo quarto di gioco, la Godighese, il recupero di palla della Kögers di Santabona, gira l'angolo, ben rovesciato quasi dentro, ora una palla sbagliata, riparte il numero 11 della Godighese. Si va dall'altra parte, la guardia prova a scaricare la tripla da fuori area, sbaglia, prende il rimbalzo, si riparte, rimposta l'azione la squadra di Santabona, cambia il lato, prova la tripla, bel movimento, bella azione ed è un vantaggio, siamo 16-11 per i padroni di casa. Ma la Godighese non si arrende, riparte con il suo playmaker, prova la penetrazione, prova a metterla dentro, perde palla malamente, eccolo il contropiede, la palla in avanti, si butta dentro, va fino in fondo, 18-11, è un parziale di 5-0. Palla ancora per la Godighese che cerca il riscatto, vuole fermare il parziale, la finta, quasi rischia un po' i passi, la piccola non sa ancora che pesci prendere, difesa in difficoltà. Post basso del numero 20, sbaglia però, infrazione di passi, e questa è la decisione arbitrale. Riparte sulla rimessa allora i padroni di casa, ma arriva il time out piuttosto scontato della squadra originaria di Castello di Godego. Torna già in campo la Godighese, il coach sicuramente avrà parlato per risolvere questa situazione. Sono solo 7 i punti di vantaggio della squadra di casa, ma la situazione stava piuttosto degenerando visto le ultime azioni offensive. E allora il playmaker dei Cougars sbaglia un passaggio un po' difficile, tenta, attenzione, si muove un po' di più la difesa adesso, non lascia passare più molto, prova la penetrazione, difficile, bel rimbalzo, rimpallo però non lo favorisce, la stoppata, bellissima azione, cerca il recupero, recupera palla, attenzione, Santabona recupera palla, prova a cambiare il lato, bel ribaltamento ma non riesce a sfruttare l'occasione e allora ripartono, sono ancora 24, sono ancora circa 12 secondi di gioco, difesa recupera palla, Godighese che può reimpostare. A fatica recupera questo pallone ma è importante per riportare la situazione in equilibrio. La difesa è a zona 2-3 per i Cougars. Sono post basso, numero 20 questa volta si gira, palla che non entra, probabile fallo sotto canestro che non viene concesso. Riparte il playmaker con il pallone, attenzione, c'è completamente libero la guardia che ha spazio anche per penetrare, cambia bene il lato dall'angolo, infrazione di passi. Arresto che effettivamente lasciava un po' a desiderare del numero 18 della squadra di casa. Ci sono dei cambi, ma può ripartire la Godighese, il risultato sempre fermo sul 18-11 ormai da circa 2 minuti. Ancora le squadre non riescono a dare una svolta alla gara. Buon movimento. Fallo laterale a favore della Godighese. Con il numero 4 prova a ripassarla verso la guardia, la penetrazione dentro, lo scarico, non arriva, palla persa e questa può essere sanguinosa.
potrebbe favorire un'altra ripartenza e dunque aumentare il parziale che stavano già per avere. Non è bello il passaggio ancora dentro, lo scarico fuori, non benissimo la ricezione, il tiro dall'angolo sbagliato, il 14 prende un rimbalzo importante, può ripartire la Godigese, cerca di accelerare un po' il ritmo ma non riesce, la difesa è già schierata, sono sempre a zona. Attenzione, il backdoor, giusto il movimento, peccato il passaggio, sbagliato il passaggio completamente. Allora sono i Cougars ancora con la palla, si fanno vedere verso l'area avversaria, prova il palleggio la guardia ma non trova lo spazio giusto, scarica il recupero di palla della Godigese, ancora attenzione, risultato ancora fermo, c'è un fallo a metà campo, fallo anche tattico per fermare il contropiede avversario. Ancora attacchi che non funzionano troppo bene, il punteggio veramente basso. La rimessa per i Cougars. Ancora ricezione sbagliata, non vanno benissimo le mani questa sera del ragazzo. Numero 14 cambia bene il lato, c'è il numero 10 che tenta questo tiro sulla tabella, sbaglia e c'è un fallo sotto canestro a favore della squadra di casa. Cambio nelle file della Godigese. Palla bianco-verde dunque sulla linea di fondo, si libera il numero 4, prova il tiro diretto, non male come scelta, segna e porta a +9 il vantaggio. Attenzione alla squadra che gioca in trasferta, tenta la manovra offensiva, non riesce, il 4 va alle spazio, c'è un fallo che ferma l'attacco. La zona sembra funzionale per la squadra di casa. Fallo laterale per la squadra in rosso, prova a smarcarsi il 4, c'è una buona pressione, la difesa si muove. Attenzione, il 14 ancora nel scatolo, c'è una finta, probabili passi, ma segna, importantissimo canestro che può dare la svolta alla gara, può far riprendere questa squadra che ormai sembrava non segnare più da un bel po'. La finta, probabili passi anche qui, attenzione, passaggio veramente spettacolare, il tiro sbagliato, non becca neanche la retina, la palla fuori e la meglio ce l'ha la Godigese che recupera un importante pallone, ora a -7. Riparte il playmaker, lasciano sempre molto spazio per l'attacco, tocca adesso la palla e dunque il tempo parte solo adesso. Il 14 sbaglia un passaggio malamente, questo può essere sanguinoso, ma per fortuna la frenesia della squadra di casa fa recuperare palla alla Godigese che tenta il passaggio, attenzione alla finta, bella la penetrazione, buono lo spazio, segna, importante questo canestro. 5 minuti e 15 secondi alla fine del primo tempo di questa partita, la palla per il numero 7 del Cougars, ancora bello scambio, tenta sulla linea di fondo di attaccare, questa volta però fermato, ancora palla per i biancoverdi, questa volta però la difesa godigese si sta muovendo molto meglio. Fallo laterale a favore della squadra di casa, il numero 4 si libera, riceve palla, ci pensa un po', prova la penetrazione, la trova, bel scarico fuori, ma la palla non becca la retina, il salvataggio veramente spettacolare, ma la palla è persa. Attenzione che partita che stiamo vivendo qui, bella la finta del playmaker che prova a ripartire, ha più spazio, adesso entra intelligentemente, subisce il fallo, andrà in lunetta con 2 tiri liberi. Peccato perché avevano recuperato un bel pallone i Cougars, peccato per poi un'altra palla persa che ha provocato questo contropiede. Il primo tiro libero entra, 20-16, si avvicina la Godigese, secondo tiro libero sbagliato, il rimbalzo recuperato a fatica ma preso
Riparte allora il Kögers, la squadra di Santabona che gioca in casa, quindi oggi palla dall'altra parte sulla linea dei 3 punti, tenta la finta, ancora bloccato, sembra che la zona funzioni piuttosto bene, tentano lo scarico dall'altra parte, il 7 però mette il piede fuori, piuttosto visibile. Attenzione qui alla possibilità di avvicinarsi ancora di più la Godigese, fase importante per questo match. La palla per il numero 14 in post basso, tenta questo giro, ancora palla fuori per la tripla, la finta non si perde ancora, bella la difesa, bel movimento, wing, penetrazione che non funziona, palla allora ai verdi. Poteva essere il canestro del -2 ma non c'è stato. Allora un'altra possibilità di allargare il suo vantaggio. La squadra che gioca in verde attacca da sinistra verso destra, il 7 si libera, riceve ancora però squadra che si muove poco, blocco granitico, la palla sullo scarico, ancora il 4 tenta la penetrazione, perde palla, bella difesa, bella chiusura della Godigese che può ripartire. Attenzione, siamo in un contropiede, la palla sul lato, ancora lo scarico, troppo incerti per tirare, tenta da fuori area, ancora una finta e questa è infrazione di passi. La frenesia non ha aiutato, il contropiede stoppato, una difesa piuttosto veloce, quella biancoverde. Riparte il playmaker della squadra di casa, ancora la palla per la tripla, niente, non tirano, questa volta è libero, può tirare, sbaglia, ma il rimbalzo in attacco importantissimo, ancora un altro rimbalzo, attenzione, il tiro, subisce fallo, 2 tiri liberi, finalmente torna a far paura. Mancano 3 minuti e 27 secondi al finire di questo primo tempo. Il primo tiro libero per il numero 44. Esce. E il secondo entra. 21-16. Godigese a -5. Attenzione, c'è ancora libero il numero 5, questa volta non può servirlo, va per il tiro da 3 punti, il toast basso molto veloce sull'area e segna, subisce il fallo, andrà in lunetta con un tiro libero supplementare. Buon movimento questa volta del centro della Godigese e si è fatto trovare al posto giusto al momento giusto il numero 5, che ora ha un tiro libero importante che può portare la squadra al -3. E il pallone che entra anche un po' con un po' di fortuna, ma entra, è dunque -2. -2 la palla uscita, attenzione la palla dall'altro lato, c'è il playmaker che si muove, c'è sempre la guardia libera, palla mandata sotto ma intercettata dalla difesa godighese. Il pubblico che si lamenta un po' con la squadra di casa. Time out chiamato appunto dai padroni di casa. Si torna in diretta qui dalla palestra di Sant'Antonino. Rimessa per i padroni di casa. Bello lo scarico fuori sulla tripla, ancora l'errore, cerca di raggirare l'ostacolo, la difesa zona tiene per la Godigese, non riescono a muoversi, il 7 cerca il numero, quasi intercetto palla, rischia la palla persa, prova un tiro alla fine, non molto bello, non entra infatti, recupera la palla la squadra avversaria. Attenzione al playmaker, tenta di andare via, ancora sullo scarico, bella la palla messa dentro, tenta l'arresto e tiro, non entra, il rimbalzo è difensivo ed è della squadra di casa, pronta a ripartire. Buono il movimento, ancora il playmaker, bello lo scarico, ancora il 7, cerca la via più giusta per il canestro, rimane fermo, rischia un'infrazione di passi, palla fuori che rimane in possesso dei biancoverdi. Attenzione dalla linea di fondo, si muovono, c'è un fallo in attacco e dunque Godighese che può addirittura superare adesso.
Ecco il playmaker che riparte con la palla, attenzione, raddoppiato adesso sulla linea di metacampo, ancora non riescono ad avvicinarsi. Questo passaggio altissimo, prova il post alto ma niente, ancora lo scarico fuori, arresto, tiro circa dalla lunetta, sbagliato, ancora rimbalzo in attacco, questa volta il numero 14 è stata una stoppata bellissima, ma alla fine la palla entra, azione importante, 21 pari, siamo in parità, 1 minuto e 45 alla fine del primo tempo. La tensione sta salendo sempre di più anche tra il pubblico. Palla sullo scarico dall'angolo, voleva provare la tripla, ci pensa un po' troppo e qui c'è un fallo. Non ancora tiri liberi, rimessa dal fondo per i Cougars. Palla altissima verso il numero 10 che fa una finta un po' troppo incerto. E c'è un'infrazione nella squadra in attacco. Un fallo. Arbitro che ha dato un fallo in attacco dunque per la squadra di casa, riparte la Godigese, siamo sempre 21-21, 1 minuto e 30 alla fine, palla persa e questa volta la pressione ha funzionato molto bene anche ed è di nuovo in attacco la squadra di casa. Sostituzione per la Godigese, ancora sul fallo laterale riparte il playmaker. Buono lo scarico, cerca ancora un'altra via, ancora si ferma, passa il compagno che tenta un'entrata ma non c'ha spazio, ancora prova a girare l'area, la tripla non c'è, ma c'è un rimbalzo in attacco importantissimo, fondamentale. Ci sono ancora 24 secondi per l'azione in attacco, tenta la via di fondo ma qui va fuori con il pallone, dunque niente fallo. Attenzione, difese che si stanno veramente scontrando. Punteggio bassissimo, 21 pari. Eccolo il numero 11 con la palla raddoppiato, ridà la palla al suo playmaker, ancora la guardia. Attenzione la Godigese, tenta questa palla, bello lo scarico, viene fuori da un blocco. Ed è il +2 Godigese a 50 secondi dalla fine del primo tempo. Attenzione, la predazione molto veloce, lo scarico è impreciso. Non bisogna mantenere la calma, ma tenta la tripla forse per ristabilire il vantaggio, ma non ce la fa. Ancora Godigese che adesso può allargare addirittura nel finale di questo primo tempo emozionante. Attenzione alla finta, buono lo scarico, tenta sul tiro da 3 punti, non ci pensa 2 volte, tira. Rimbalzo in attacco, importantissimo, tiene palla ma vuole non segnare, ancora questa volta sbaglia, forse era meglio tenere palla in un momento del genere. 20 secondi alla fine, riparte Lee Cougars, palla fuori. Ci saranno 15 secondi per chiudere questo primo tempo e la palla dunque resta ai biancoverdi che possono pareggiare o anche finire, chiudere in vantaggio di 1 punto. Palla scaricata fuori, possono usare più tempo, se la prende con calma il playmaker, quasi prende paura della pressione, il blocco, attenzione, prova la penetrazione però qui rimane dentro, palla fuori. Bello, bello questo ingresso in area, davvero un bel gesto atletico. E c'è il fallo, 2 tiri liberi. Ci sarà dopo solo 1 secondo da giocare. 2 tiri liberi, 21-23. Sbaglia il primo tiro libero, quindi questo tempo potrebbe chiudersi con un -1 al massimo. Ma non è detto, c'è sempre 1 secondo per il rimbalzo. Ecco, neanche il secondo entra, rimbalza la Godigese, scade il tempo, finisce il primo tempo. Cougars, la squadra di casa 21, Godigese 23.
Qui è Gava Damiano alla telecronaca di questa partita. Volevamo scusarci con i nostri ascoltatori per il disguido tecnico avuto a inizio partita, ma siamo qui, è ripartito dunque il secondo tempo di questa partita di prima divisione. Cougars contro Godigese, palla dentro ed è già persa, il recupero, attenzione al contropiede, bello il passaggio dietro la schiena, attenzione al cambio di lato che non arriva, il fallo, partita che inizia subito a ritmi altissimi. Come si era fermata nel frattempo, 21-22 il risultato. Evidentemente il banco dei giudici ha decretato di aver assegnato un punto in più alla squadra in trasferta. È solo il +1 il vantaggio degli rossi, che ora hanno il possesso di palla. Attenzione, siamo nella metà campo difensiva della squadra di casa. L'11 tenta una penetrazione sbagliata, però attenzione, bello, adesso ci può andare sul contropiede, molto facile, va dentro fino in fondo, segna. Torna dunque in vantaggio la squadra di casa, pubblico che è tornato dalla pausa. Il playmaker cambia bene lato, c'è ancora la zona 2-3 che sta più o meno funzionando da qualche minuto a questa parte. Il tiro altissimo, una gran parabola, il rimbalzo difensivo deciso del numero 14 che prova a ripartire, adesso si gira, bel giro, bel passaggio, uno scarico eccezionale, ma il 6 perde un po' troppo tempo, viene raddoppiato. 13 che evidentemente al tiro non è proprio la sua specialità, ancora gira il campo, 44 con un bellissimo ingresso, segna, subisce il fallo Andrai Lunetta con un tiro libero supplementare, +3. Gran rientro della squadra di casa dagli spogliatoi, mentre Godigese è un po' addormentata forse, ma siamo appena all'inizio. Tiro libero supplementare che non va, ma c'è stata un'invasione della squadra comunque che aveva il tiro libero. Dunque la palla che va in possesso della Godigese, supera la metà campo con un solo passaggio ancora per il playmaker. Attenzione, zona 2-3 che persiste. Coach che evidentemente non hanno voluto cambiare la mentalità difensiva, post basso, bello il giro, canestro di semplicità senza neanche un palleggio, riesce ad andare al canestro, +1 Cougars. Stop al palleggio, forse un errore questo. Non riescono a recuperare palla, ecco il 6, tenta la penetrazione, bello lo scarico ma non c'è spazio, rischia un po' un'infrazione di passi. Il 4 prova ad andare il resto, tiro, un passaggio, bella la finta, buon salto, palla ancora nelle mani dei verdi che tenta questo giro, attenzione, segna. E adesso si segna finalmente dopo un digiuno durato parecchio negli scorsi 2 quarti. Terzo quarto che è iniziato con a suon di canestri. Attenzione dalla tripla, il numero 4 non tira, ancora per l'8. Di nuovo il passaggio per il 4 che tenta questa bomba, prende il primo ferro, è corta, può ripartire la squadra bianco-verde. Attenzione, tenta la penetrazione contro 2, un tiro un po' a caso ma recupera ben il vantaggio, è fortunato. La parabola però non entra. Ancora Godigese che riparte, squadre che stanno correndo. 8 per il 4, prova la finta ancora, sbaglia, non riesce a trovare lo spazio, tantissime finte, bello il tiro dall'angolo, sbagliato però. Verdi che recuperano palla con il numero 13, riparte il playmaker, vuole far ripartire la squadra in modo veloce, ora rallentano però il ritmo. Attenzione al spazio, viene sfidato al tiro, sbaglia e c'è un canestro che però non è valido dato il fallo in attacco fischiato. Personalmente non ho visto. Sfidato comunque al tiro, un tiro che non era entrato e era stato però preso dal centro della squadra di casa. 27-24 il risultato, 7 minuti e 9 secondi alla fine del terzo quarto. C'è ancora Godigese che non trova tanti spazi in attacco, sta facendo un po' di fatica adesso a far girare quella palla. Ancora sulla bomba, prova, sbaglia, rimbalzo però fantastico del centro che tira però una mattonata verso il tabellone, ma la fortuna è dalla sua parte. La palla che resta alla squadra che gioca in trasferta, squadra di Castello di Godego. Palla sulla linea di fondo, bello passaggio, attenzione alla finta, prova la penetrazione, bel passaggio per il numero 20 che però evidentemente ha messo un piede fuori, perde palla. Dunque
sempre più 3 per i padroni di casa. Ecco il playmaker che porta palla con la sua consueta passeggiata, gira l'angolo, attenzione alla guardia, buona la finta, tenta di girare l'area dei 3 punti, buono lo scarico dall'altra parte, non tirano, attenzione dall'angolo, adesso sì prova il tiro, è però molto basso, forse anche mezzo stoppato. Palla dal fondo dei verdi. Buono il taglio fuori del numero. Attenzione alla palla sulla linea dei 3 punti. Il 4 prova ad andare dentro, ancora lo scarico fuori, ma la fortuna dalla parte del numero 10 che tenta la penetrazione, poi si ferma, un'altra finta, post basso, attenzione tiro quasi a caso, infatti non prende neanche il tabellone. Buono però il recupero, ma mancano pochi secondi. Il tiro sbagliato e c'è un fallo. Coach che si lamenta platealmente sui rimbalzi, la squadra che stanno faticando a prendere. Restavano pochi secondi al tiro, per questo la soluzione che è arrivata è stata quella. Squadra che dopo un inizio di terzo quarto spumeggiante stanno un po' rallentando il ritmo, evidentemente anche la stanchezza si sta cominciando a far sentire. Si tratta di prima divisione, bella però il passaggio dentro, come non detto signori. Subito hanno dimostrato di avere la testa sulle spalle con un passaggio dentro veramente perfetto. Ora sono 2 i tiri liberi del numero 20 che ha subito fallo. La situazione falli sono 3, sono 4 per i padroni di casa e 1 invece per la squadra che gioca in trasferta con la maglia rossa. Il primo canestro entra 27-25. Secondo tiro libero, entra anche il secondo, 2 su 2 per il numero 20. Ottimo il suo ingresso in questa partita, +1 solo per la squadra che ora ha il possesso di palla. Attenzione il blocco granitico del numero 44 che però non viene seguito, ancora 44 che si è spostato con un pick and roll, sbaglia malamente il tiro. Riparte allora la squadra con la maglia rossa, riesce a superare la metacampo con non poche difficoltà, ribaltamento al lato, prova il tiro, fallo. Saranno dunque 3 tiri liberi. Eh sì, squadra già in bonus quella dei Cougars. Nonostante manchino più di 5 minuti alla fine del terzo quarto, hanno già superato il bonus falli. Dunque 3 tiri liberi per il numero 14. Può portarsi in un discreto vantaggio di 2 punti se dovesse segnarli tutti e 3. Primo tiro libero che va 27 pari. Il secondo invece esce. Il terzo lo segna, +1 Godigese. C'è un cambio. Entra il numero 18, esce il numero 44 per la squadra di casa. Attenzione al playmaker, prova a impostare l'azione dicendo qualcosa al giocatore appena entrato. Bello il passaggio dentro, attenzione però uno schiacciato non facile. Palla recuperata con un po' di fortuna dalla squadra verde, tenta la penetrazione, bello il numero, entra, segna, 2 punti importanti. Riparte la Godigese che sicuramente non si arrende. È arrivata anche il bene 1, attenzione però sanguinosa, palla persa a metà campo. E questo è un semplice lay-up della squadra verde. Il numero 8 di Cougars tornano in vantaggio, +3. Raddoppio sul playmaker che però comporta un fallo, il pubblico si lamenta. È stata forse un po' irruenta la difesa della squadra verde, anche se effettivamente avevano cercato la palla, ma questo non importa perché sono 2 tiri liberi, come già detto c'è mentre la Godigese ha speso solo un fallo in questo terzo quarto. C'è stato un errore del bancone dei giudici evidentemente, perché la palla è data
Una situazione un po' difficile, scusate, non riusciamo a capire neanche noi. Sembrava dunque il quinto fallo e quindi i 2 tiri liberi fossero garantiti, invece sembra che ci sia stato un accorgimento. Ora il coach rischia anche di essere espulso. Il fallo laterale per la squadra, evidentemente non erano arrivati ai fatidici 5 falli, ma c'è ancora un fallo da spendere per i 2 tiri liberi. Ripartono adesso, però non guadagnano più i metri che pensavano di guadagnare. Il numero 4, attenzione, con un palleggio rischia un po' i passi, anche un po' troppo, la finta sul tiro da 3 punti. Ancora la penetrazione bella questa volta. Il numero 20 riceve 3 secondi in area, palla persa. Buona la difesa della squadra di casa, invece l'attacco un po' statico per quanto riguarda la Godigese. Restano in vantaggio i padroni di casa, palla per la Guardia. Ancora fuori il blocco non sfruttato, gioca un po' a nascondino con la palla, rimbalzo preso ancora dei Verdi che stanno avendo una grande percentuale a rimbalzo in attacco soprattutto, infatti il coach è furioso per la Godigese. Troppi rimbalzi persi stanno provocando dunque una partita più difficile del previsto. È il numero 18 con la palla che subito la rimette in campo con il numero 14 al palleggio. C'è lo smarcamento, esce dal blocco ancora difficilmente, buona ricezione. Il numero 5, passaggio sotto le gambe, palla dall'altra parte del lato, con un po' di fortuna arriva. È un'azione molto bella, anche se aiutata dalla dea bendata. Riparte in palleggio la squadra godigese come il playmaker numero 4 che tenta il raddoppiato, triplicato praticamente, attenzione, buona difesa, si gira velocemente, vede l'uomo libero sul fondo, va dentro, sbaglia, ancora rimbalzo, partita che sta accelerando e allora accelera sempre di più i Kagers con la palla dall'altra parte, il numero 10, passi, e li avevo visti anch'io questi, ancora una palla persa, troppi infrazioni di passi. Contropiedi forse troppo veloci, non abituati anche qui, attenzione però, stanno abusando effettivamente dei passi da tutte e due le parti. Numero 14 per ancora, bello la triangolazione con il numero 6, sbaglia però malamente da sotto canestro, adesso errori cominciano ad essere sempre più banali. Attenzione, si gira bene il playmaker, la palla indietro per il numero 14, buono il palleggio. C'è con calma, cerca di decidere, bello il passaggio, no look per il numero 10 che però sbaglia, prende dal battavellone ma con ancora un rimbalzo in attacco, i Kagers non si arrendono mai, al numero 14 con una penetrazione, prova ad andare dentro, sbaglia, rimbalzo, infrazione dei 3 secondi, palla persa, molto bella, forse ci sono un po' troppi errori, ma rimane veramente equilibratissima, 31-28. Ancora playmaker che tenta la penetrazione, stavolta passa, bella palla dentro. La ricezione non è delle migliori, anzi pessima. Palla persa, ormai ennesima. Ripartono i Kagers con la palla dal suo playmaker. Questa volta difende a uomo la Godigese. Palla lasciata, c'è un cambio sul blocco. Fallo in attacco. Fallo in attacco. La difesa veramente positiva della Godigese. Time out. Time out chiamato dalla squadra di casa. In attacco non riescono più a segnare entrambe le squadre, stanno avendo veramente problemi con il canestro.
Si ritorna in campo, il pubblico si risveglia per la propria squadra. Si riparte la rimessa al fondo della squadra godigese. Eccolo il playmaker, passa, un po' di rischio di infrazione di ritorno. Attenzione, palla dentro, velocissima, c'è un fallo, 2 tiri liberi, palla che non entra, 11 che si scalda un po' con il suo compagno. Due tiri liberi per il numero 6. Il primo esce. Segna il secondo tiro libero. Cambio per le file dei padroni di casa. Ecco la palla per il playmaker dei Cougars che può riportare palla. Attenzione, sta osservando la situazione, la guardia ha un po' di spazio per il tiro ma non lo tenta. Buona, tenta il dai e vai. Fallo nell'area pitturata del campo. E questo è il terzo fallo per la squadra in rosso, mentre ricordiamo che il bonus è già stato superato dai Cougars. Scarico per il numero 4 che tenta di girarsi, vede il canestro, post basso, si propone, buona la finta, tenta la penetrazione, bella la giocata, davvero buona. 2 punti che tornano finalmente a segnare quel tabellino che oggi è veramente poco usato. Penetrazione ancora dentro, palla scaricata fuori, persa, attenzione, contropiede che può ripartire, non lo vedono immediatamente il suo compagno, passaggio sbagliato malamente, un lancio da football. Palla persa dunque, godigese che può ripartire, graziata forse al contropiede che poteva fare davvero male. Ancora playmaker del numero 11, prova la bomba da 3 punti, sbaglia, non becca neanche il ferro. Oggi a precisione non stiamo andando molto bene. Attenzione, il 14 con schiena dietro, prova l'arresto e tiro, esce, rimbalzo in attacco, ancora una volta problemi al rimbalzo per la godigese. Evidenti problemi al rimbalzo. 2 tiri liberi per i Cougars, quarto fallo di squadra per la godigese. Segna il primo tiro libero. 34-29. Questo è il punteggio. Segna anche il secondo, riparte la squadra con la maglia rossa, la squadra in trasferta. Attenzione, passaggio già più rischioso, qui c'è un fallo piuttosto evidente, quasi sgambetto del numero 7 ai danni del numero 4 rosso. E dunque siamo finalmente ai tiri liberi. Ora sì, il bonus è superato. Esce, il primo tiro libero esce. Anche il secondo, precisione, tiri liberi ancora 0, ma il rimbalzo è in attacco, come ho detto, palla recuperata ed è fallo. Pubblico che si lamenta visibilmente. Palla recuperata, effettivamente il giocatore si è girato in modo, come dire, energico e il difensore avversario non aspettava altro, era completamente fermo e ha subito il fallo in modo intelligente. Palla fuori dal tiro per il numero 5, raddoppiato, palla che fa girare, squadra che circa come un orologio fa girare questa palla, la penetrazione stoppata. Attenzione ancora al numero 17 con la palla, lo scarico fuori, bella la finta, l'arresto, il tiro, entra e sono 2 punti per la godigese che torna a segnare anche da 2 punti, 35-31. Palla per la squadra in verde, l'arresto, il tiro non va, ma come non detto il tiro entra dopo un po' di palleggi con il ferro. La dea del basket sta aiutando molto questa partita. Numero 4, arresto, tiro, segna. Adesso si torna a segnare, 50 secondi sul cronometro, 37-33 per la squadra di casa. Subito che è in avanti, attenzione alla guardia, si gira, vede di ragionare con più calma in questa azione, sembrava potesse risolvere
velocemente, ma la palla è già recuperata per i rossi. La penetrazione, prova a entrare, il fallo. 2 tiri liberi per la Godigese. Brutta palla persa in attacco per la squadra di casa, e invece ottima palla recuperata per la Godigese, che adesso ha 2 tiri liberi, che potrebbe dunque avvicinare il suo punteggio a quello della squadra avversaria. Standing ovation per il numero 4 che esce, e applauso evidentemente di incoraggiamento al numero 17. Davvero una buona partita quella del numero 4. Tiro libero del 4 dell'altra squadra, che non delude neanche lui. Arbitro che si rammenta e ricorda un attimo le regole del tiro libero. Segna anche il secondo, 2 perfetti centri, solo rete. 37-35, 27 sul cronometro del terzo quarto. Numero 6 con la palla del playmaker, la gira per il 7 che ancora cerca una possibilità. Attenzione, difesa che gira bene, è tornata a difendere l'uomo la Godigese. Palla dentro, perfetta, un altro fallo. Ora la tensione si sta alzando, evidentemente questa partita non si risolverà in modo molto semplice. Si tratta davvero di 2 squadre che siano molto equilibrate. Il primo è corto, secondo tiro libero, poi resteranno 12 secondi per il finale del terzo quarto. Entra il secondo tiro libero, riparte la Godigese a grande velocità. Attenzione, la difesa tenta di fermarlo, buono lo scarico, prova la tripla, buono, ma ancora solo tabella, ma il rimbalzo sbaglia da sotto canestro, errore banale. Attenzione, finisce il terzo quarto, 38-35 per i padroni di casa. A tra poco per il quarto e ultimo di gioco. Torniamo in diretta per l'ultimo quarto di gioco. 38-35 il risultato per i Cougars di Santabona contro la Godigese. Ultimo quarto che sarà dunque fondamentale per decidere questa gara, sempre molto equilibrata. La maggior parte del tempo è stata in vantaggio la squadra di casa, ma non sono mancati momenti in cui la Godigese si è portata in avanti. Da centrocampo il numero 5 batterà l'ultima rimessa di questa partita, nel senso l'ultima rimessa dell'inizio quarto. Pubblico che si riscalda per quest'ultimo quarto, evidentemente sono tutti molto ansiosi per questa gara davvero equilibrata. Si riparte dunque per questo quarto, il palleggio del playmaker, il 4 tenta una finta, attenzione, si gira, cambia il lato, davvero bello il post basso del 14 che ha giocato una buona gara, la tripla da fuori non entra. Parte il 14, di nuovo dall'altra parte i Cougars vogliono subito chiudere la gara, evidentemente prova la penetrazione, sbaglia, palla che esce, ancora tanti errori anche da sotto canestro come abbiamo detto più volte in questa partita. Attenzione il 4 rosso che porta sulla palla, cerca per la sua guardia, ha spazio per il tiro, prova la tripla, non entra, dopo 2 rimbalzi, il rimbalzo però del 14 che prova da sotto canestro, sbaglia ma subisce il fallo. Sono 2 tiri liberi. Partono sempre a 1000 queste squadre dopo il riposo. 2 tiri liberi per il numero 14. Il primo entra. Anche il secondo vede solo la rete.
Ripartono i verdi, squadra che gioca in casa ora, cerca di aggirare la difesa. Attenzione, buono lo scarico fuori, tenta la penetrazione numero 14, però preso, ma la palla che entra, aiutato anche un po' dalla fortuna, ma la fortuna aiuta gli audaci. Attenzione, riparte la Codicese, 40-37, adesso è a meno 3 la squadra in trasferta che ora possiede la palla sul tiro da 3 punti, scarico ancora dietro, qualche difficoltà, la zona continua per la squadra di casa, quasi recupera la palla. Attenzione, l'11, la penetrazione, il fallo piuttosto evidente. 2 tiri liberi, ancora 2 tiri liberi, difesa che veramente sta stringendo, pubblico che si lamenta anche per i tanti falli. Il numero 11 con la palla segna il primo tiro libero. Precisione importante, anche il secondo entra e c'è un cambio per la squadra di casa. E riparte il numero 14 con la palla, il playmaker di questa squadra che sta giocando una buona gara. Attenzione alla palla sulla punta dell'area, passi. Infrazione di passi, era un po' che non la vedevamo, ma è tornata. C'è anche il pubblico in trasferta che vuole esaltare la squadra. Evidentemente però le loro parole non servono. Palla persa per la Codicese, di nuovo i Cougars avranno la possibilità di allargare, di aumentare il proprio vantaggio. A difesa schierata la Codicese, palla ancora in punta per il numero 5, c'è un sbarcamento ma ancora non riescono a liberarsi. Attenzione, sfondamento, fallo di sfondamento, si lamenta visibilmente. Fallo effettivamente un po' dubbio, il difensore non era completamente immobile, ma la palla resta alla Codicese. Cambia subito il lato, buono il ribaltamento, bello il giro e tiro, sbaglia però, rimbalzo che va ancora. Questo numero 14 sta facendo veramente una gran gara, tira ed è il più veloce a recuperare palla, davvero molto bravo. Ora le squadre sentono sempre di più la stanchezza, dunque non sarà strano vedere più errori di quelli che abbiamo visto fino adesso. Cerca di smarcarsi sulla fascia, ancora il blocco però sta fermo, numero 5 aspetta il blocco che si leva, pick and roll non sfruttato, ancora il 14 da fuori area, ancora palleggio, mancano pochi secondi. Buona la finta per il passaggio che poi arriva al numero 44 che non trova lo spazio per tirare, si gira, attenzione, buono! Alla fine con pochi secondi che rimanevano riesce a concludere con un buon canestro, più 3 per i Cougars. Codicese che si riporta in avanti, playmaker ancora raddoppiato. Attenzione, sempre questo rischio dei passi, la finta, la palla sullo scarico dall'angolo, prova il tiro che entra. Importante questo canestro per tenersi sempre lì, molto vicino, solo più 1 è il vantaggio della squadra di casa. È una partita bellissima. Il blocco granitico del numero 44, riesce la penetrazione, stoppata, considerata però fallo, anzi la stoppata era regolare ma il fallo era del numero 4 che affiancava l'attaccante. Numero 14 al tiro libero, ne avrà 2, sbaglia il primo, sbaglia anche il secondo, 0 su 2 questa volta. Attenzione, a Codicese può ripartire con un contropiede, l'8 rallenta la sua corsa per una palla anche non passata bene, gran recupero per il numero 4 che forse è il migliore dei suoi in questa partita, subisce fallo a centrocampo anche tattico.
Pubblico che lamenta un tecnico nei confronti della squadra codigese, dato le lamentele piuttosto sentite e anche spinte, e infatti ecco che arriva, ecco il fallo tecnico che dicevamo. Numero 6 dunque avrà 2 tiri liberi più il possesso della palla, segna il primo. Arbitri in tensione anche loro, non è facile arbitrare questa partita e loro sono 2. Il secondo tiro libero è sbagliato e dunque la palla comunque che resta in possesso dei verdi. Numero 4 con la palla, il playmaker, adesso giocatore che finora ha fatto vedere magari più cose per la sua squadra, cerca di far girare la squadra che però non si gira abbastanza, la penetrazione fa tutto da solo, buono lo scarico, palla fuori, toccato il numero 4 con il piede la linea dal fondo, riparte la codigese che ha la possibilità di pareggiare e addirittura portarsi in vantaggio di un punto se dovesse trovare la giocata da 3 punti. 8, ricezione non perfetta, ancora gioca indietro, buona la palla dentro, scarico fuori dal 3 punti, il tiro non entra, rimbalzo però erano in 2, ancora squadra rossa che ce l'ha, il canestro dal tiro libero, importante per la codigese. 43 pari a 6 minuti e 18 dalla fine, ancora 44 che si gira, buona l'ingresso, sbaglia, rimbalzo difensivo, possono ripartire, fallo, stronca sul nascere l'azione la squadra in casa. Da linea del fondo riparte la codigese, tocca ora palla il playmaker che porta la palla in avanti, attenzione sul lato, ancora playmaker che gira, cambia ancora lato, palla che resta però ancora troppo in punta, non riesco a far girare, buona la palla al centro, ha spazio per il tiro, il 14 che ha una buona mira, sbaglia però questo tiro, attenzione, recupero ancora della codigese, davvero molto attenta in questi rimbalzi, si sta rifacendo del terzo quarto un po' più deludente sotto canestro, è finta ancora il 14, ma la ricezione non è perfetta, rischia intercettazione, c'è un fischio arbitrale, c'è stato un fallo del numero 6 in maglia verde. Time out, squadre che cercano la grinta necessaria a vincere questa partita. Torniamo in diretta dopo il time out. Sono 2 tiri liberi per il numero 5 della codigese. Pubblico in silenzio, evidentemente la tensione si fa sentire. Ferro interno, palla che non entra. Secondo tiro libero, non va neanche questo, ripartono i padroni di casa con la palla, il playmaker, attenzione, prova la penetrazione diretta, lo scarico fuori, infrazione di doppio palleggio, attenzione, sono già 2 palle perse consecutive per il numero 4 che aveva giocato una buona gara, attenzione al raddoppio, si riparte, ora i ritmi sono altissimi, recupera palla, si fa subito perdonare dai suoi tifosi, palla dentro per il 5, palla dentro, segna! 2 punti, portano a +2 il vantaggio casalingo, attenzione però ancora in avanti con il numero 8, 4 con la palla che adesso tenta la penetrazione, ancora lo scarico fuori, può tentare la tripla, il tiro da 3 punti, sbaglia, c'è un fallo. Fallo della squadra di casa che ormai ha superato il bonus, quindi
Credo che daranno 2 tiri liberi. Sì, è così, al numero 14. Finora uno dei migliori in campo della Codigese. Il primo entra, 45-44. Entra anche il secondo, sono pari, parità, 45 pari a 5 e 10 dalla fine della partita. Partita davvero bellissima, emozionante ed equilibratissima. Attenzione, il numero 4 tenta sulla zona del 6. C'è questo cambio di mano sotto le gambe, prova a passarla, sbaglia, ancora un po' di confusione. Adesso le squadre stanno veramente usando le ultime energie rimaste. Pubblico che lamenta un fallo per la propria squadra di casa. Attenzione, ancora il giro per l'8. Fanno fatica a muoversi, difese comunque sempre ben schierate, una zona fantastica. Qui c'è un fallo piuttosto evidente del numero 4. Finisce a terra addirittura l'avversario. Sono 2 tiri liberi che possono portare al vantaggio la squadra in trasferta a 4 minuti e 37 dalla fine. Pubblico che si lamenta con gli arbitri per i falli non concessi. Segna il primo tiro libero. Anche il secondo entra, più 2, Codigese ripassa in vantaggio dopo praticamente un quarto che non vedeva la cima. Rimette il naso avanti, ma sono solo 2 punti. La palla è già per i Cougars che hanno la palla dall'altra parte. Il numero 14 si gira, ancora difficoltà, attenzione, perde palla, brutta palla persa. Potrebbe essere fondamentale questa palla persa per l'andamento della gara. Pubblico che si scalda, si imbizzarrisce con i suoi beniamini. Ancora Palasiata rischia l'uscita dal campo. Palla dentro, palla fuori, ancora il tiro da 3 punti, prova a chiudere l'azione, se entra questa sbaglia, ancora però il rimbalzo di attacco fondamentale, altri 24 secondi, fallo, 2 tiri liberi, problemi evidenti, problemi a rimbalzo per la squadra di casa. (47-45) a 4 minuti e 3 secondi. Ora sono 48 i punti della Codigese. Segna anche il secondo, più 4, 2 possessi di vantaggio per la squadra in trasferta. Ripartono allora i biancoverdi sulla metà campo, ma già superata da un bel pezzo. Bello arresto e tiro, era buona l'idea, peccato la realizzazione. Riparte il numero 5 del Codigese, ancora contropiede. Questa volta aspettano, cercano forse anche di guadagnare tempo, visto che il vantaggio è loro. Ribaltamento dall'altro lato, palla dentro, buona l'ingresso, fallo. 2 tiri liberi, altri 2 tiri liberi. Stanno perdendo un po' la testa i giocatori che giocano in casa, tifosi imbufaliti contro l'arbitro per i falli non concessi, continuano a declamare. Addirittura tifosi che suggeriscono un time out. Evidentemente non è sbagliata anche come consiglio. Mancano 3 minuti e 37 secondi, il vantaggio è di 4 punti per la Codigese. Anzi 5 punti, scusate, in questo momento, e diventano 6. Sono 2 possessi pieni di vantaggio. Le cose si fanno davvero difficili per la squadra che è rimasta in vantaggio fino a 2 minuti fa. Attenzione dalla linea da 3 punti, il palleggio non trova lo spazio, prova la penetrazione ancora da fuori area. La difesa cerca di rispondere come una molla. C'è un fallo. Fallo laterale per i Cougars. Palla rimessa in campo, 3 minuti e 23 secondi, ancora sul post basso, si gira bene sulla linea di fondo, tenta un passaggio dietro, palla persa. Rimessa al fondo per i verdi.
palla che non è stata recuperata dalla Godigese in tempo. Attenzione da fuori area, il palleggio, cerca un compagno, cerca un passaggio in parabola. Attenzione, contropiede che potrebbe chiudere definitivamente i giochi. Palla sopra la testa, ma è fallo e 2 tiri liberi. Ricordiamo che siamo a +6 per la squadra che ora ha 2 tiri liberi. Potrebbe incrementare il vantaggio, se non renderlo definitivo. Time out per la squadra di casa. Cougars che devono recuperare la bellezza di 6 punti e probabilmente, molto probabilmente anche di più, dato che hanno 2 tiri liberi la squadra in trasferta e mancano solo 3 minuti e 4 secondi. Tifosi che richiamano a gran voce la squadra, evidentemente vogliono un finale di partita pazzesco, cercano una rimonta davvero complicata, ma mai dire mai nel basket. Ora sono 7 i punti di vantaggio per la Godigese e 8, il 14 non sbaglia un tiro libero, davvero molto bravo questo ragazzo. Attenzione, subito devono rispondere i Cougars anche con poco tempo a disposizione. Guadagna 2 tiri liberi che possono essere veramente fondamentali per tenere la squadra a galla. Davvero un calo visto in questo quarto della squadra di casa e un'accelerazione per la Godigese che si è riportata in vantaggio. Il primo tiro libero entra, regge bene la tensione il numero 6. Anche il secondo entra. 47-53, sono 2 possessi, 6 punti di vantaggio per la Godigese che ora ha la palla in mano. Attenzione, c'è una difesa veramente che pressa alla grandissima. La penetrazione sbagliata, recupera palla, fondamentale questa palla recuperata. Attenzione per il contropiede, ora può accelerare, può spaziare per il campo. Il tiro sbagliato, ma recupera palla. Fondamentale questo rimbalzo, attenzione allo scarico dall'altra parte del campo, la tripla che può andare, sbaglia, ma ancora rimbalzo, davvero gran rimbalzo, importantissimo. Sbaglia malamente, un pallone da sotto, ma incredibilmente il numero 10 recupera palla, persa però, persa. Peccato, davvero un gran peccato per la fatica che avevano fatto sotto il canestro. Attenzione, ora possono perdere un po' più di tempo i giocatori della squadra avversaria che gioca in trasferta in questa partita bellissima. Palla dentro per il post basso del numero 14 che non riesce a passare palla, ancora il numero 8 dall'angolo, sbaglia, riesce a recuperare palla ma c'è un fallo. Fallo fischiato a favore dei Cougars che hanno 6 punti e la palla ora. 1 minuto e 55. Attenzione perché sta per dare un altro tecnico. Sono 2 tiri liberi. Il primo entra, 48-53, ci possono credere ancora e ci credono. Anche il secondo entra, questa volta un cecchino, il numero 6. Attenzione, 49-53, 4 sono solo i punti che dividono le squadre. La tensione si taglia con il coltello. Palla dentro, attenzione, rischia di perderla sulla triplicazione della difesa. Attenzione qui, intercede, ostacola il contropiede con tutto il suo corpo il numero 11 della Godigese. Attenzione perché qui ha dato un fallo. No, per un attimo ho pensato a un fallo ben più grave. Time out per la Godigese che sta effettivamente un po' perdendo la testa e si sta facendo recuperare. 49-53, 1 minuto e 42 alla fine.
Ecco il primo tiro libero, sbaglia, prende il primo ferro, peccato. Parte il secondo tiro libero, entra questo, attenzione, sono solo 3 i punti che dividono le due squadre. Riparte la Codigese, deve risolvere la partita che stava per avere in mano in pochissimo tempo. Il numero 4 dalla linea dei 3 punti, 14 che la gira per l'11 che ancora dalla distanza da circa la metà campo porta la palla indietro. Buona la difesa, attenzione, infrazione di passi, palla recuperata, importantissima, davvero importante, fondamentale. Sono solo 3 punti, la palla è per i Cougars, i padroni di casa. I tifosi ci credono, i giocatori anche. Attenzione, Codigese un po' nel pallone nonostante il time out chiamato dal coach. Palla dentro, rischia la palla persa ma la recupera incredibilmente. Palla scaricata fuori fortunosamente, ancora il rimbalzo, sfondamento. E questa è la decisione. Attenzione, si riparte la Codigese, scusate. Davvero un momento di alta tensione, attenzione! Pubblico che si lamenta visibilmente. Questo è un fallo. Questo è un tecnico dato contro il numero 14 che potrebbe definitivamente decidere la gara. Tifosi che sfottono alla stragrande l'arbitro per questa scelta arbitrale che effettivamente va a rovinare un po' la partita. Sono 2 tiri liberi di più, possesso per la Codigese, sbaglia il primo tiro libero il numero 4. Sono 3 i punti di vantaggio per la squadra che ora ha un altro tiro libero a disposizione che segna e ora va sul fallo laterale. Scusate, è stato proprio un doppio fallo, erano 2 tiri liberi per il 4 e adesso c'è anche il tecnico. Partita praticamente che può risultare compromessa da questa decisione arbitrale. Davvero mi lascia perplesso anche a me, dato che il secondo viene sbagliato. Sono 5 punti, 1 minuto e 2 secondi alla fine, 2 possessi che separano le due squadre, ma la palla ora da Codigese si fa davvero più dura, ma prima ci ha dimostrato che in pochi minuti poteva risolvere una partita. Attenzione, il raddoppio, difesa che difende con il sangue, i denti, la stoppata, bellissima, ancora il recupero del numero 11 che tenta il giro, numero 4 con la palla, c'è un po' di fretta, la pressione si alza, ancora cerca il varco più vicino, non riesce, secondo come finire, è il fallo antisportivo. Questa è un antisportivo. Altro fallo, fischiata pesantissima contro la squadra di casa. Sicuramente giusto questo antisportivo, certo è arrivato come fallo anche di frustrazione, ma è un peccato più che altro per lo spettacolo che ne stava derivando qualche minuto fa. Il primo tiro libero entra, partita che ormai è addirittura d'arrivo, sono 6 punti per la Codigese. Anche il secondo entra, 7 punti per la squadra di Castello di Gotego che ora ha un altro possesso da sfruttare, ma ci credono i Cougars che difendono adesso con le unghie e con i denti. La palla recuperata, potrebbe essere davvero fondamentale questo pallone, anche se i punti sono tanti da recuperare. Numero 5 che ribalta, devono provare la tripla, la prova, sbaglia e questo potrebbe essere l'ultima speranza che si spegne. Ma attenzione, ancora qualche problema nella ripartenza della infrazione di passi e a 30 secondi, 29-4 dalla fine della partita la palla per i Cougars, hanno 7 punti da recuperare, sono ben 3 possessi, ma mai dire mai.
Ecco, ora devono affrettarsi al tiro, poi sperare di recuperare palla. Avrebbe lo spazio per tirare, non si fida. Ora sì, lo fa, sbaglia. Attenzione, perde un altro pallone. Qui la partita sta veramente andando addirittura d'arrivo. Attenzione, fallo. E ormai la partita sembra conclusa. Tifosi che si dissociano. Il primo tiro libero per il numero 4 che può chiudere la gara ed effettivamente la sta chiudendo. 8 punti sono troppo pesanti anche con 17 secondi, forse anche trovandoci davanti a una squadra di una categoria più alta. Prova il recupero, attenzione però, riparte il numero 7 che ci crede, va dentro fino in fondo, segna. A 7 secondi alla fine, 58-52, potrebbe portare un fallo tattico, ma non so a cosa potrebbe portare. Qui ormai anche la squadra di casa si arrende, il tempo finisce, il risultato finale è di 52 per i Cougars e 58 per la Godisese, che vince una partita fondamentale in trasferta dopo una cavalcata davvero difficile, dato che la squadra di casa era stata in vantaggio per la maggior parte della gara. Davvero una bella partita, però ora si salutano i giocatori che hanno appena giocato. Comunque una gran partita, davvero brave le due squadre. Faranno molto discutere anche le decisioni arbitrali a fine gara, in quanto sono state piuttosto determinanti per la fine di questa partita. Bene, questa partita è finita, ora le squadre verranno a salutare i tifosi, in particolare quelli di casa, che sono stati comunque sostenuti, hanno giocato una bella gara, infatti si meritano comunque gli applausi dal suo pubblico. È stato dunque un grande piacere commentare questa partita per voi. Vediamo il pubblico che adesso saluta i suoi giocatori che ha sostenuto fino alla fine, fino anche a pochi secondi, comunque ci ha sempre creduto. Una squadra che comunque ha ancora grandi possibilità. E dunque vi saluto da Damiano Gava, è tutto per la regia di Eddie Daici, fondamentale, un saluto e un ringraziamento e una buona serata. Grazie.